Oltre che la richiesta del Veneto, vi sono le richieste di altre 7 regioni, cioè io ho 8 regioni che hanno formulato la richiesta di autonomia sul tavolo. E sicuramente un modo diverso di interpretare il rapporto Stato-Regione. Io penso che veramente con il referendum che si è celebrato in Veneto e in Lombardia si è aperto proprio un modo diverso proprio di configurare questi rapporti. La conferma è stata l'affluenza alle urne giusto un anno fa in occasione del referendum del 22 ottobre 2017 con Vicenza, che ha toccato punte da record di sì. La ministra agli affari istituzionali ha ribadito nel suo incontro in regione con il governatore Zaia che il Veneto ha il suo programma di autonomia pronto da tempo e lei è la prima a sostenerlo. Ma tutto è fermo nei palazzi romani con il Movimento 5 Stelle che inserisce il freno a mano. Ci sono stati alcuni colleghi nei Consiglio dei Ministri che hanno richiesto di fare degli approfondimenti su alcune richieste di autonomia. E io sono sicura di dare delle risposte tramite anche le stesse regioni, di poter dare delle risposte e quindi di fugare qualsiasi tipo di eventuali dubbi. Una cosa è certa, la ministra Stefani tira dritto, senza se e senza ma, e intanto la gente che ha creduto davvero in questo voto per l'autonomia della nostra regione come sta vivendo questo periodo di incomprensibile attesa? Vedo che è sempre così su ogni cosa, secondo me. Cioè, per dirle, io lavoro in un negozio, anche il discorso delle domeniche è tutto bloccato in realtà. Quante cos'è che non è bloccato ormai? Direi che siamo sulla buona strada qua nel Veneto, no? Si arriverà a questa autonomia, visto che il Movimento 5 Stelle sta rallentando e non di poco? Ma è quello il problema di adesso, cioè, credo sia un movimento che veramente che sia diventato un movimento classista. Stiamo vivendo un periodo veramente tragico, è meglio che stiamo tranquilli, vedere se questo governo funziona o se si cade. Hanno talmente tante cose in pentola che stanno rigirando e rimescolando che forse quello l'hanno un po' accantonato. Si poteva immaginare che il 5 Stelle bloccassero? Siccome sono due antagonisti, quindi è un dato momento, sì, loro fanno il proprio credo politico contro Salvini praticamente, ecco. C'è una cosa da dire, adesso i partiti 5 Stelle eccetera, tante promesse, tante lusinghe, tutto fermo, non si va avanti.